Martedì 23 aprile 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Queste le prime pagine del Corriere delle Alpi e del Gazzettino di Belluno. Apriamo immediatamente il Gazzettino per visionare gli articoli e le notizie messe in primo piano per addentrarci successivamente anche con quelle del Corriere delle Alpi. Iniziamo con il Corriere delle Alpi. Il Corriere delle Alpi si apre con una notizia di carattere veneto ma che interessa anche la provincia di Belluno. Case popolari, stop alla legge che dà la precedenza ai veneti. Da Roma lo stop al provvedimento regionale sulle regole d'assegnazione sfavorevoli agli stranieri. Belluno, limite superato in pochi casi, la consulta incostituzionale, il vincolo dei 5 anni di residenza. Zaia, presidente della Regione Veneto, prendo atto ma dissento. Incostituzionale ma pure irragionevole, è questa l'etichetta che la consulta ha applicato addosso alla legge regionale con cui la giunta veneta restringeva sensibilmente il cerchio dei possibili beneficiari di un affitto dell'edilizia popolare, ed è una prima prova di autonomia che si sgretola sotto i colpi della Corte Costituzionale. Cancellato il requisito richiesto dalla Regione della residenza in Veneto da almeno 5 anni, pur calcolati nell'arco degli ultimi 10. L'approfondimento di Berlinghieri da pagina 2 a pagina 3. Feltre spegne l'autovelox, attendiamo chiarimenti. Dopo la sentenza di Cassazione il Comune sceglie la linea della prudenza sospendendo i controlli sulla velocità. L'approfondimento di Scottini a pagina 21. Area sciistica di Padola, collegamento con la Pusteria, l'FCC, il Fondo Comuni Confinanti investe 30 milioni per partire con i lavori, serve la via, Comelico Superiore scommette di aprire nel 26-27. L'approfondimento di Marcella Corrà a pagina 27. E la foto di copertina prettamente invernale è stata scattata però nella giornata di ieri. Siamo a Cortina d'Ampezzo. Sono previsti oggi altri 15 centimetri di neve. La terrazza della capanna Tondi al Faloria è la foto presente sulla prima pagina del Corriere delle Alpi con tanta neve. Questo è il titolo: colpo di coda dell'inverno, ancora neve su Prealpi Dolomiti, temperature vicine allo zero anche nel capoluogo. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia in primo piano riguarda la morte di Francesco detto Franz Dallago, addio Dallago, storico scoiattolo, l'ex grande scalatore, autore di importanti guide alpinistiche, è morto ieri a 82 anni nella sua cortina dopo una strana caduta. Stava camminando non lontano dalla pista di bob di Ronco, trovato dai passanti, inutile ogni tentativo di rianimazione. Francesco Dallago, Franz per tutti, fa parte della storia degli scoiattoli da ieri sera per sempre. La morte a 82 anni nella sua cortina è conseguenza di una caduta mentre camminava non lontano da Ronco, proprio dove si sta costruendo la pista da bob. Lo hanno trovato alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. Difficile la ricostruzione della dinamica, ma sarebbe stato fatale un malore improvviso e le conseguenti ferite al volto. Grande scalatore, autore di libri di montagna, era tuttora molto rispettato dalle guide alpine ampezzane. L'approfondimento di Bonetti a pagina 11. Nascosti nelle siepi per individuare i ladri dell'ecocentro, carabinieri in azione. In tutta la provincia a Cortina 2 stranieri accusati di 12 furti. L'approfondimento di Scartona, pagina 12. Belluno, neopatentato la guida del SUV di papà multato. Neopatentato la guida di un potente SUV di papà pizzicato dai carabinieri che hanno messo in atto un maxi controllo con 12 pattuglie nei fine settimana. Altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: dentista abusivo condannato a 1 anno e 8 mesi. L'approfondimento di Bonetti a pagina 9. Feltre, il premio San Vittore Ernesto Riva, origine cadorine, ha creato Unifarco. Al patron dell'Unifarco di Santa Giustina, Ernesto Riva, il premio San Vittore 2024, importante riconoscimento assegnato dalla famiglia feltrina. Origini cadorine, ha saputo coniugare una grande visione imprenditoriale con Unifarco all'attenzione per il territorio e il suo tessuto sociale. La consegna domenica 19 maggio a Feltre.
Di spalla San Pietro, una giornata importante per il rilancio del Comelico. Ieri nella sede della provincia a Belluno è stata firmata la convenzione tra il presidente della Commissione per i fondi dei comuni di confine Dario Bonda e il sindaco del comune di Comelico Superiore Marco Stanuovo Polacco, notizia che ha avuto anche un richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Sedico, la candidata Sacchetta gioca con il proprio nome in lista, la battaglia elettorale è iniziata, le squadre non sono ancora complete né i nomi sono stati annunciati, le liste dovranno essere presentate tra una ventina di giorni e pertanto i 3 candidati stanno ancora cercando di migliorare i loro organici. Dopo il nome scelto per le liste di Stefano Deone e Cristian Roldo è stato reso noto anche il nome della lista che farà capo a Gioia Sacchette, Sedico con Gioia. L'approfondimento di Pasuca, pagina 9. E la foto di copertina del Gazzettino di Belluno ci porta nuovamente nel capoluogo. Dopo 81 giorni riaperto il ponte della Veneggia. Traffico a pieno ritmo, come si vede nella foto Bolzana, scattata ieri pomeriggio poco dopo le 17. A un paio di ore dalla riapertura del ponte della Veneggia di fronte all'ex Mega sul Rio Cusighe, chiuso da 81 giorni. L'annuncio durante il Consiglio Comunale. L'approfondimento di Federica Fant a pagina 3. E addentriamoci all'interno di questa edizione del Gazzettino di Belluno. Neopatentato, siamo a pagina 2 col SUV di papà multato. È solo una delle irregolarità scovate nel fine settimana nei controlli dei carabinieri della compagnia di Belluno. Un maxi servizio sul territorio della città. Alla Gordino fino a Ponte nelle Alpi sono state identificate 260 persone. Il caso: rubavano da mesi rifiuti all'ecocentro, militari nascosti nella siepe e poi il blitz. Le 12 incursioni sono avvenute a Cortina, dove il gestore del sito ha denunciato i fatti e chiesto aiuto. Veneggia, lo avete sentito dalla prima pagina, aperta l'annuncio in aula, viabilità e rifiuti, nodi e opportunità. Dopo 81 giorni, ieri pomeriggio le prime automobili sul tratto di Statale 50, vietato da febbraio la comunicazione in consiglio. Il consigliere Marotto ha presentato una domanda di attualità e l'assessore Roccona ha dato l'annuncio con effetto sorpresa. Abbiamo tentato di ridurre al minimo i disagi, grazie a cittadini e attività per la loro collaborazione. E sempre dal Consiglio Comunale di Belluno, sia l'operazione Holding Bellunum, bocciato l'emendamento Rivotto. Le minoranze chiedevano una relazione annuale in Consiglio di poter accedere agli atti societari. Siamo a pagina 5, riportate l'anagrafe a Castione, avviata la petizione per riaprire lo sportello distaccato di Palazzo Rosso nell'ex casa del dottore, era stato inaugurato nel 2006 ma da alcuni anni sospeso. Servirebbe un bacino di 8.000 abitanti. La raccolta firme, di cui è promotrice Monia Balzan, è disponibile in tutte le attività commerciali del paese. Trasporti, 6 bus elettrici, così zero emissioni, e il piano di Dolomiti Bus per tagliare 200 tonnellate di CO2 è stato presentato ieri nella giornata della Terra. E ancora dal capoluogo, bimbi giardinieri piantano il ginkgo dei dinosauri nel cortile delle Gabelle. Vediamo appunto in questi 2 scatti il momento in cui ginkgo biloba è stato piantato alle Gabelli, scuola che si trova proprio di fronte agli studi di Radio ABM, e dalla nostra finestra guardiamo proprio questo storico edificio ristrutturato da poco. Notizia di spalle, fatto di cronaca giudiziaria, lite per il figlio, madre finisce alla sbarra, era innocente. E adesso il personaggio della giornata, il premio San Vittore 2024 al dottore che difende le piante sarà Ernesto Riva, patron di Unifarco, a ritirare il riconoscimento il 19 maggio. Oltre all'azienda, il medico valorizza la flora e ne fa una impresa culturale. Al patron dell'Unifarco di Santa Giustina, Ernesto Riva, il premio San Vittore 2024, importante riconoscimento che viene dato dall'Associazione Famiglia Feltrina, una figura, quella di Riva, che ha saputo coniugare una grande visione imprenditoriale all'attenzione per il territorio e il suo tessuto sociale. La cerimonia di consegna è in programma per domenica 19 maggio in Sala degli Stemmi. Una scelta innovativa nella tradizione del premio, che per la prima volta viene conferito a un non feltrino. Il dottor Riva ha infatti origini cadorine. Confagricoltura apre una nuova sede in città, gli uffici operativi questa settimana in via Montelungo, notizia che riguarda sempre Feltre. E ancora da Feltre, i 93 anni dell'alpino Vittorio Ferracini, il cappello per me è un orgoglio. Sabato scorso la festa organizzata dal gruppo di Farra, una vita legata alla storia. Continuiamo con pagina 8, Palla Rossa, il cantiere riapre a maggio, il blocco dei lavori ad agosto a causa di una vertenza tra le ditte. La soluzione si è trovata nelle scorse settimane, cambio di società e direttore tecnico nel tabellone, ma resta la stessa data di conclusione, ovvero il 13 giugno di quest'anno. Feltre, invecchiare bene e serenamente, domani primo incontro in ospedale, l'appuntamento, vediamo se è stata fissata l'ora, alle ore 17.
Siamo a Sedico, elezioni, urne all'orizzonte, si affilano le armi, scende in campo Sedico con Gioia. Della lista che fa a capo all'ex vice sindaca uscente Sacchet farà parte anche l'ex presidente di Coldiretti Paolo Carlin. La battaglia elettorale è iniziata, le squadre non sono ancora complete, nei nomi sono stati annunciati anche se le indiscrezioni non mancano. La sua lista, parliamo ovviamente di Sedico con Gioia, per quel che riguarda le candidature un dato pare abbastanza certo, non è stato e non sarà facile mettere assieme delle liste forti e qualificate, anzitutto perché i nomi da candidare stavolta sono tanti, 16 per ciascuna lista, il minimo consentito è 12, poi perché la presenza di candidati abbastanza moderati crea minori contrapposizioni, quindi talora le candidature proposte alla stessa persona da più liste hanno indotto l'interessato a non scontentare nessuno, evitando di scendere in campo. Il sindaco uscente Deon, che ha appena terminato il giro nelle frazioni, dovrebbe poter contare su tutta l'attuale giunta, mentre altri consiglieri e lo stesso capogruppo De Toffol potrebbero non essere più della partita. E a Longarone domani l'ultimo saluto a Michele Chiea, la Sinteco chiude in segno di lutto, giovane 34enne purtroppo venuto a mancare da un male incurabile. Borgo Valbelluna, stangato dentista abusivo 1 anno e 8 mesi e ancora notizia di spalle, bere un caffè per donare 5 per 1000 a chi fa del bene, l'iniziativa dell'azienda IMAP che distribuisce 12.000 bustine di zucchero con l'invito a sostenere Società Nuova. Siamo a Canale d'Agordo con pagina 10 del Gazzettino di Belluno, Ecomusei Veneti a confronto, prima giornata del meeting, gli onori di casa affidati al presidente e direttrice della realtà della Valle del Boius, nel pomeriggio prevista la visita ai siti attorno ai quali si sviluppa il progetto. Tra gli esempi locali identitari dei luoghi la prima latteria sociale fondata da Don della Lucia e il casello a Carfon, siamo nel comune di Canale d'Agordo. Sedico, Villa, tanti in piazza, Monsignor Fiori, questa è l'intitolazione di una storica piazza del comune di Sedico, a uno storico prete della stessa comunità sedicense, parliamo di Monsignor Fiori. Ponte nelle Alpi, lavorato incontro ai volontari, il comune è il vostro socio. E adesso la notizia che ha aperto questa edizione del Gazzettino di Belluno: muore a 82 anni Franz Dallago, grande alpinista degli scoiattoli. Tragica fine sulla strada sopra Ronco, non lontano dalla pista di bob, la caduta dopo il malore, inutili tentativi di rianimazione. Autore di numerose pubblicazioni, guida alpina e rocciatore di fama internazionale, aprì diverse vie. Vediamo un primo piano appunto di Franz Dallago e sotto con i compagni della tragica spedizione Huascarán. L'approfondimento di Olivia Bonetti lo troverete in questa pagina del Gazzettino di Belluno. Firmata ieri la convenzione con i fondi di confine, una giornata storica per il territorio del Comelico, la regione darà il via libera. L'operazione rientra nel contesto del prolungamento delle piste verso Sesto. In ballo 50 milioni di euro che saranno utilizzati per recuperare strutture storiche e belliche in quota. E adesso passiamo all'edizione del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. La prima la troviamo a pagina 16, economia, mercato del lavoro tra alti e bassi, le aziende aprono ai ponti di fine aprile. Alla Forgia Alluminio addirittura una settimana di sosta, cassa aperta per De Rigo Refrigeration, Pandolfo e Sest. Palazzo Rosso, holding dei rifiuti, il Consiglio approva ma non mancano le preoccupazioni, notizia trovata anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Siamo invece a pagina 18 con un approfondimento in merito all'accoglienza bellunese, integrazione e modello in quel di Cavassico, 6 ragazzi lavorano e i vicini ci aiutano. Sono 12 i migranti presenti da ottobre nell'ex scuola elementare, ma ora il centro di aggregazione dovrà essere liberato. La mediatrice Menel, l'agente del posto, ci lascia torte e marmellate. Cesa preoccupato per il futuro, servono alloggi adeguati, il primo cittadino fa appello alla prefettura perché trovi un'alternativa, la soluzione dovrà tenere conto degli impegni lavorativi dei ragazzi. Questi giovani sono il nostro futuro, qui avevano fatto amicizia e alla fine si è creato tra loro un bel rapporto. Questa è la dichiarazione del sindaco di Borgo Valbelluna, Stefano Cesa. Istruzione, pagina 19, scuole aperte in estate, accoglienza tiepida degli istituti bellunesi, i presidi sono già molti i progetti da realizzare con il PNRR, l'IC di Ponte ha chiesto incontro a comune e associazioni. Nicola Bortoluzzi, astronomo in erba, vince in Calabria e va alle Olimpiadi, 4 bellunesi alla gara nazionale dopo una scrematura che ha portato da 12.427 partecipanti ai 90 finalisti.
E adesso una notizia che ci porta nel capoluogo, fatto di cronaca, derubata del portafoglio mentre fa la spesa, denuncia per 3 ragazzi, i carabinieri in piazza, martiri. Siamo a pagina 21, Feltre, autovelox congelato, stop ai controlli, il comune di Feltre sceglie la linea della prudenza dopo la sentenza della Cassazione e l'assessore Curto, attendiamo chiarimenti. E ancora andiamo avanti con Feltre, pedinava la ex condannato a 2 anni e mezzo. Nella sentenza pesano anche stalking, molestie e minacce, assolto dall'accusa di aver abbandonato il figlioletto. L'articolo a firma di Gigi Sosso. Sempre da Feltre, prende reddito malgrado l'auto, rischia 24 mesi. Una donna ha sottoscritto un documento nel quale diceva di non esserne proprietaria e ha contestato il ruolo del figlio che lavora come fotomodello. Indagini in corso, incendio in Valcanzò, il maltempo ferma il volo dell'elicottero, notizia che ci porta in questo caso nel comune di Cesio Maggiore. San Gregorio nelle Alpi, tecniche e strategie contro l'attacco dei lupi, una serata col parco. L'appuntamento è per giovedì 2 maggio in Sala Tina Merlin alle ore 20. Anche il Corriere delle Alpi dedica spazio al premio Vittore Corona, dato quest'anno al dottor Ernesto Riva, manager di Unifarco. Il riconoscimento rompe una consuetudine, ovvero quella di premiare esclusivamente personaggi di rilievo solo del comune di Feltre. Adesso invece è stato premiato in questo caso Ernesto Riva, che ha origini cadorine. Siamo a pagina 24, Borgo Valbelluna, esercizio abusivo di professione, 2 condanne al centro dentale. Odontotecnico e odontoiatra finiti a giudizio per una protesi contestata dal cliente, la procura contestava anche le lesioni e c'è stata una sentenza di assoluzione. Sempre altro fatto di cronaca, notizie di spalle, Valbelluna, stupro alla tirocinante infermiere, rischia di andare a processo. Sedico, il bilancio d'esercizio dell'azienda speciale infiamma il consiglio comunale e sempre da Sedico, fiabe e lavori dei bimbi, apre la mostra finale. Siamo a Longarone con pagina 25, sia l'Ecomonte in Bellunum avremo un ruolo importante. Il sindaco Padrin sprona a migliorare la qualità del conferimento per evitare rincari. Olivier teme un aumento delle tariffe per allinearsi a Belluno e a Feltre. Sedico, volontariato e solidarietà, dona un sorriso, ha celebrato 20 anni di impegno. Esce di strada a Faè e cappotta, esce di strada e si capovolge sull'Alemagna, l'automobilista se la cava con pesanti danni alla sua Fiat Punto, ma nessuna conseguenza fisica. Non c'è stato bisogno di chiamare l'ambulanza del 118, ma soltanto i vigili del fuoco. Lo schianto è avvenuto verso mezzogiorno all'altezza di Faè. Siamo in Agordino con pagina 26, il nuovo PAT votato all'unanimità, Favretti, un'attesa lunga 13 anni. Importante passo in avanti dal Consiglio Comunale di ieri ad Agordo, è costato circa 90.000 euro. Livinallongo con Tonsella ancora, 30 storie in ladino. Scuola, centro estivo dei comuni di Voltago e Gosaldo e sempre dall'Agordino, accusato di spaccio ma mai perquisito, il PM chiede 1 anno. Adesso notizie da Cortina, pagina 27, o meglio dal Comelico, turismo e sviluppo, collegamento con la Pusteria, ecco i soldi, firmato l'accordo con i fondi di confine. Comelico Superiore ottiene i 30 milioni dal comitato, per partire manca solo la via, impianti aperti dalla stagione 26 e 27. La Regione ha investito 4 milioni, una gara per scegliere il partner privato. Anche il Corriere delle Alpi omaggia l'alpinista Franz Dallago, venuto a mancare improvvisamente come conseguenza di una caduta nella giornata di ieri. Cade passeggiando, muore l'alpinista Dallago. Vigo, palestra all'aperto, operativa a Pelos vicino alla piscina. Il nuovo impianto è stato inaugurato dal sindaco Calligaro a margine di alcune premiazioni di società sportive del territorio. Verso i Giochi 2026, pista da bob, Pignedoli interroga in Europa. E ancora Cadore, fatto di cronaca giudiziaria, figlio conteso fra ex, la madre viene assolta. Dalla rubrica Cultura e Società, la ricerca e saggio alle radici del bullismo. Terenzio Fava, docente di sociologia, ha analizzato il fenomeno partendo dalle voci dei giovanissimi. Il risultato è sorprendente. Il massimo rischio non è a scuola, il ruolo chiave degli indifferenti. E dalla rubrica Giorno e Notte, 2 giorni di ballo in un clima western, il Dolomiti Country a Longarone Fiere, sabato e domenica la manifestazione organizzata dall'ASD Redneck che conta di attirare 1 migliaio di appassionati. Sport bellunese, pallavolo Serie 3, Belluno ci crede, Fano è forte ma era molto dura anche con Palmi. Dopo l'impresa in Calabria si pensa già a gara 1 di domenica, il DG da Re, il gruppo ha sapperito ad alcuni momenti non brillanti.
Motociclismo da Roldo, un inizio fantastico sulla pista dell'idolo Simoncelli. Il pilota pontalpino ha fatto suo la prima prova del circuito Chief Junior a Misano, partito 18° con l'Aprilia 250, li ha superati tutti vincendo in volata. Automobilismo Lamborghini, Andrea Fontana esce da Imola con un quinto posto. Calcio di Serie D, Dolomiti, resettare sconfitte e sfortuna, ero vicino alla linea, quello non era gol. Prima categoria, Fiori Barpa, Fauro, Blinda Tormen, adesso ognuno deve fare meglio. Sci nordico, al Memorial Giovanni Viella, al Vicentino dei Metri Rorela, sono molto orgoglioso. La consegna è avvenuta durante la premiazione veneta tra i vincitori Giovanni Davide e Gabriele De Zoldo Ponte. Basket giovanile, bene il Planet Under 14, Valbe Volo in semifinale Under 19, Feltre e KO nella finale Under 15. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, tempo instabile con frequenti addensamenti nuvolosi e alcune probabili fasi di schiarita. Ed è davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.